tutta la stagione o quasi racchiusa in 40 minuti per la Kame e in 80 per la Fortitudo. Vincere oggi può fare tutta la differenza del mondo e lo sanno entrambe. Possibili scenari si contendono le stagioni di Fortitudo Pomezia e Kame Treviso, mentre noi le siamo qui a guardare. Amici della divisione, buonasera e benvenuti al Pala Lavinium di Pomezia da Lorenzo Savi, pagina 29 del campionato di Serie A, quinto Fortitudo Pomezia contro Kame Treviso nella loro 1001 notte. Le squadre sono già in campo, tutto quasi pronto e poi partiamo. Partita dal peso specifico notevole per entrambe le formazioni, più per la Kame di Silvio Rocia, che arriva al Pala Lavinium con l'ultimo gettone da utilizzare nella regular season, perché è la penultima giornata, sì, ma la Kame dovrà riposare nell'ultimo turno nella 30ª giornata, quindi chiude oggi la regular season e da ovviamente bisogno di 3 punti. Oggi a quota 31 solo i 3 punti danno la salvezza aritmetica alla squadra di Rocia. Se dovesse perdere ovviamente il destino sarebbe diverso, o addirittura può sperare nel pareggio e annessa vittoria del Global Work Capurso sul campo della Feldi. Ricordiamo che ovviamente si gioca in contemporanea su tutti gli altri campi, cercheremo di aggiornarvi strada facendo. Abbiamo già i quintetti scelti dai due allenatori. Stefano Esposito in casa Fortitudo si affida a Moliterno, il solito capitano tra i pali, poi con lui Matteus, Raubo, Tiaghigno e Michelangelo. Per la Kame invece Rocia sceglie Pietrangelo tra i pali, con lui Antoniazzi, Sutton, Giapa e Donin. Arriva anche il primo arbitro della gara, il signor Nicola Maria Manzione della sezione di Salerno, con lui Matteo Ottaviani della sezione di Trieste, il crono affidato a Luca Paverani di Roma 2. Il fischio arriva ora, è iniziata Fortitudo Pomezia Kame Treviso, primo possesso gestito dagli ospiti con Sutton che va a memoria nella zona presidiata da Giapa. Blocca Moliterno e mette in moto Tiaghigno, Michelangelo, Raubo, Michelangelo di prima dentro sul Tiaghigno, giocata analoga a quella provata dalla Kame, alla meglio Pietrangelo prima, Michelangelo poi, rimessa Kame con il Pala Lavinium che comincia a farsi sentire. Donin muove su Sutton, altro movimento di Antoniazzi sempre sulla figura di Donin, vicino Giapa a memoria, palla più lunga per Sutton, deve metterci la testa Tiaghigno, angolo per la Kame. Sutton alza per Antoniazzi che si coordina e la manda sotto la traversa, e avanti la Kame dopo 35 secondi col gran gol di Antoniazzi, 0-1. Cambia immediatamente il parziale a Pomezia, ha segnato Antoniazzi, lo rivediamo sulla palla alzata, sinistro al volo, imprendibile per Moliterno. Pietrangelo lontano verso Giapa, di testa prova ad anticipare Matteus, non trova l'impatto col pallone, può ripartire con le mani Moliterno. Tiaghigno prova a passare su Sutton, chiuso.
Moliterno. Michelangelo, arriva l'aiuto di Raubo, pallone lasciato lì per il 7, campionato di Aghigno. Michelangelo ancora da Diaghigno che si pesta i piedi con Raubo, però riesce a rimediare. Allora Matteus, con calma da Michelangelo, cercato Raubo, trovato, pallone addomesticato bene. Matteus deve usare un po' più di forza nel contrasto. Diaghigno murato da Donin. Allora Michelangelo riesce a passare su Giapa, palla verso il secondo palo, chiude Pietrangelo. È un buon inizio a Pomezia con un bel ritmo, e ora Giapa dà indicazioni al rinvio di Pietrangelo. Raubo, scodella per Diaghigno alle spalle di Sutton che riesce a metterci il piede. Vorrebbe l'ultimo tocco di Diaghigno, non accontentato, quindi rimessa per la Fortitudo. Diaghigno, Raubo lascia per Matteus, in qualche modo Giapa, non c'è fischio, allora Antoniazzi solo di là, scivola Michelangelo, superato, palla secondo palo, non arriva Donin. Raubo da Matteus, lasciano campo, riesce a tornare da Raubo, secondo palo Matteus, visto Dudu, cercato Matteus, palla lì, Raubo orienta, non calcia, ora da Matteus, ha già pareggiato la Fortitudo col gol di Matteus, 1-1. Ha iniziato l'azione, poi anche chiusa nel migliore dei modi sull'assistenza di Raubo, ben appostato Matteus, fa il gol che vale l'1-1 dopo 2 minuti e 7 secondi. Partita nuovamente in parità, 1-1 con Antoniazzi che ora gioca su Giapa che mima una palla più alta. Michelangelo, doppio scambio con Dudu, cambio lato su Gattarelli, cercato Raubo e chiede scusa a Michelangelo. Pietrangelo vicino da Donin, movimento di Giapa che arriva prima di Gattarelli, torna da Donin, destro incrociato che non inquadra lo specchio. E rivediamo la palla alle spalle di Dudu, calciato in corsa Enrico Donin, ora rischia tanto Michelangelo, Giapa in aria, supera anche Moliterno, Giapa la rimette dentro, Moliterno in allungo riesce a farla sua, chiede scusa a tutti Michelangelo, con questa giocata ha ammutolito tutto il palla Lavinium che ora torna a farsi sentire. Michelangelo da Gattarelli che rischia un po' sull'arrivo di Antoniazzi, l'ultimo tocco però è del 5 in maglia nera, rimessa Fortitudo già battuta con Michelangelo che ha ricevuto da Gattarelli e può puntare Giapa, cercato in mezzo Dudu, trovato nel traffico, riesce a ripulirla, ottiene il massimo, poi con l'esterno prova ad andare da Raubo, brecca Donin che può ripartire, Donin prova a passare su Gattarelli, nulla. Donin da Sutton, in banda Giapa, Sutton addosso a Michelangelo, è rimessa per la Game. Palla fuori, Donin esce prontamente dal blocco Dudu e riesce ad opporsi, ancora rimessa per la Game. Antoniazzi sistema con cura il pallone, lo lascia a Sutton, si muove Giapa, Sutton verso il secondo palo,
Ben appostato Dudu con la diagonale lunga, mette in angolo. Antoniazzi dentro per Giapa, di nuovo avanti la Kame, sempre da palla inattiva, stavolta col gol del capitano ha segnato Giapa, 1-2. Pallone tra le gambe di Moliterno. Richiamo di Mansione alla panchina, troppa gente in piedi. Panchina della Kame sta preparando presumibilmente uno stravolgimento di quartetto. Dudu, c'è il movimento sul profondo di Lusnig, visto e cercato ora da Matilara, che break anche su Giapa. Lara fino in fondo col mancino, murato da Antoniazzi, rimessa Fortitudo. Dudu, palla per Lara, la tiene sulla pressione di Antoniazzi, palla forte dentro. Giapa chiude sul primo. Si muove Lusnig, Dudu dentro verso Matilara. Dudu lascia Lusnig, palla verso il secondo palo, Antoniazzi chiude e Giapa spinge la transizione, troppo lungo il passaggio per Sutton. Lusnig da Cattarelli, raddoppiato Bissoni dietro da Pietrangelo, palla allungata da portiere a portiere, lascia sfilare Moliterno, dentro anche Luisigno. Matilara, giocata su Tiago Bissoni, rientra Sutton, Pietrangelo poi da Giapa Viera, blocca e gioca Francesco Moliterno. Lusnig di prima da Cattarelli, Sutton con la testa, Luisigno ad addormentare. Sutton da Luisigno, controllo orientato, passa a Luisigno, chiude Moliterno, altro rischio per la Fortitudo, poi il pallone è uscito, quindi solo rimessa per gli uomini di Rocha, dentro anche André. Luisigno lascia ad André, forte verso la porta, solita esecuzione già vista nei primi minuti di gara, stavolta nessuna deviazione, allora Lusnig può organizzare per la Fortitudo, pressione di Giapa, si complica un po' la vita Lusnig, che riesce in qualche modo ad andare da Dudu, che non controlla. André, Luisigno murato da Dudu, altra rimessa per la Kame. André forte sul primo, Bissoni chiuso da Moliterno, che ha messo a referto una gran parata. Rivediamo ancora la dormita su palla inattiva, Bissoni ha girato sul primo, in spaccata Moliterno. Giapa da Pietrangelo, c'è Luisigno da solo, Pietrangelo lo cerca male, allora Moliterno può andare lungo verso Matteus, la blocca Pietrangelo e con Noluc prova ad andare da Gargantini, poi André da Gargantini che usa il corpo su Lusnig, chiedono pressione dalla panchina, Bissoni con calma da Luisigno, si muove Gargantini,
palla alle spalle per André, esce Moliterno, anticipato da André, però non riesce poi a tenerla giocabile in campo. Dal fondo può ripartire Moliterno, cominciano a cambiare i parziali sugli altri campi, davanti la meta sull'Active. Fatto non c'è il fischio su Raubo. Dudu, ancora Raubo, Matteus, Michelangelo, Matteus, vicino Michelangelo, lontano Dudu, cercato Raubo, intercettato il pallone da Bissoni, allora André, Luisigno, André, orienta, va da Bissoni, torna da Luisigno, può giocare anche con Pietrangelo, sceglie Bissoni, palla alzata per Gargantini, di fisico su Raubo, riesce a passare il numero 96, secondo palo Luisigno, Moliterno miracoloso, sta vacillando non poco la difesa della Fortitudo. 13-20, vicina per 2 volte al 3-1 la squadra di Rocia. Dudu, arriva l'aiuto di Raubo, accontentato ora, poi Michelangelo, Matteus, parallela per Michelangelo, André rincorre e riesce anche a ripulire su Luisigno, poi Bissoni mette fuori perché deve sistemare la scarpa, quindi completiamo il giro dei campi, avanti anche la L84 a Napoli, 0-1, 0-2 la CDM sul campo della Sandro Abate, come qui 2-1 però per la Feldi sulla Global Walk Capurzo, 0-0 tra Pirossigeno Cosenza ed Eco City e tra Mantova e Sala Consilina. Luisigno allunga per Gargantini che lascia sfilare e non controlla. Moliterno ha giocato con Michelangelo, si avvicina Matteus, pallone per Tiaghigno, 1 contro 1 isolato con André, sta arrivando Michelangelo, scelto Matteus, la porta, arriva la pressione di Gargantini che è l'ultimo a toccare. Tiaghigno, chiestono 2 a Michelangelo, Gargantini illegalmente su Tiaghigno, chiede subito scusa, primo fallo della gara commesso da Matteo Gargantini. Che ha rischiato anche il cartellino. Michelangelo guarda la porta, pensa anche alla conclusione, tiro smorzato da Gargantini. Pietrangelo cerca proprio il 96 che arriva dopo il controllo di Michelangelo. André vicino a Tiago Bissoni, poi Luisigno prova ad alzare su Gargantini, anticipo di Matteus, errore in appoggio. André, Bissoni lontano, può rimettersi a giocare la Fortitudo, sembra un po' ancora ferma sui blocchi di partenza. Matteus vicino Tiaghigno, servito, prova a passare su André, scelto poi Raubo, Gargantini con rimpallo da Michelangelo, Luisigno dritto sul pallone. (11:30 da giocare), 1-2 per la Came, hanno segnato Antoniazzi e Giappa Vieira per gli uomini di Silvo Rocia, Matteus per la Fortitudo. Questa prima parte è decisamente meglio la squadra ospite. Ora Raubo la tiene, sta arrivando Gattarelli e cambio lato su Michelangelo, isolato
in 1 contro 1. Servito Raubo, arriva l'aiuto di Tiaghigno, evitato. Ancora Michelangelo, 1 contro 1 con Luisigno, passa Michelangelo forte verso il secondo palo, chiude Pietrangelo, poi Michelangelo con un fallo su Luisigno. E rivediamo la costruzione per mandare Michelangelo a calciare. E poi il riflesso di Pietrangelo. Luisigno col destro trova una gran traccia per Antoniazzi, che passa su Gattarelli, che lo stende. Si abbracciano entrambi, non c'è il fischio degli arbitri, allora si può giocare con Raubo che va da Michelangelo. Torna Gattarelli, scelto, e pallone di ritorno ancora per Michelangelo. Taglia il campo su Raubo, Antoniazzi prima del numero 7. Tiaghigno, doppia suolata, pallone lasciato a Michelangelo. Gattarelli più distante su Moliterno, che alza su Raubo, impreciso col destro il numero 22. Luisigno, Antoniazzi, Luisigno finta di andare via su Raubo, poi Antoniazzi deve necessariamente mettere fuori. Torna ora il pallone. Michelangelo trovando Raubo in aria, che la nasconde ad Antoniazzi, poi Luisigno con una gran palla su Giapa, 1 contro 1 con Gattarelli. Giapa lo passa, palla a rimorchio, c'è Raubo, riesce a chiudere, spinge la transizione di là, troppo lungo il passaggio per Tiaghigno. Azzoni, Antoniazzi prova a alzare per Giapa, Michelangelo fa rimbalzare e poi controlla. Ora Dudu vicino a Gattarelli, Dudu ancora da Michelangelo, sempre 1 contro 1 in banda, cambio lato Dudu, si muove Lusnig, Dudu ci ripensa e poi trova Michelangelo, secondo palo Lusnig, non arriva per la chiusura di Pietrangelo. Altro bel riflesso di Lorenzo Pietrangelo. Dudu rischia un po' ma trova Michelangelo, palla di là per Gattarelli che calcia scivolando, trova la deviazione ultima di Antoniazzi, angolo per la Fortitudo a 9:07 dalla pausa. All'alzata Lusnig non impatta bene, non inquadra lo specchio il pallone della Kame con Giapa. Ercolessi, Antoniazzi, controllo orientato, poi con l'esterno a Sutton, pallone impreciso, Gattarelli, Dudu, pressione Kame, Lusnig, regalo alla Kame, allora Giapa, Gattarelli intercetta, poi la perde, Sutton con l'esterno da Ercolessi, palla alzata per Giapa, 1 contro 1 con Matilara, prova a passare, Giapa riesce a rifinire per Antoniazzi, tiro deviato da Gattarelli, angolo per la Kame. Sutton 1-2 con Ercolessi che riesce a metterla forte dentro, ma il rimpallo è per la Fortitudo. Dudu 3 contro 3 potenziale, torna Ercolessi, Matilara prova a passare in mezzo a due fino in fondo, Matilara, ultimo tocco decisivo di Ercolessi
ferma il tempo Stefano Esposito. 8:13 e time out per la Fortitudo. e 13, si torna a giocare dopo il timeout. Dudu alza per Matteus, destro violento, Antoniazzi con il braccio forse, ma decisamente in figura, quindi solo angolo per la Fortitudo. Dudu fuori da Matteus, poi Matilara sul rimpallo, destro largo. Pietrangelo vicino, Antoniazzi scambia con Sutton, cercato Giapa, non trovato. Dudu a memoria da Matilara che prova a scappare su Ercolessi. Buona guardia del numero 2. Pietrangelo, Antoniazzi, Sutton, Antoniazzi sempre a memoria, sempre giocate codificate alla ricerca di Giapa, impreciso per il secondo tentativo consecutivo il mancino di Antoniazzi. Sutton, Ercolessi sempre verso Giapa, sempre Matteus in anticipo. Lara, contromovimento di Lusnig, visto e servito Lusnig, però la accomoda la Kame. Antoniazzi, Sutton, pressione Fortitudo, Sutton da Antoniazzi che passa su Lusnig, poi cerca Sutton, la sporca Dudu, Matilara passa su Ercolessi che abbatte Matilara. E vediamo poi sulla caduta ha sbattuto la testa sul perché, decisamente involontario, perché il contatto è stato falloso sì, ma non cattivo. Chiesto subito scusa Ercolessi. Si rialza Matilara, rimpiazzato da Tiaghigno, fuori anche Lusnig, dentro Michelangelo che si incarica della battuta verso la porta diretto, para Pietrangelo, non contento però del suo intervento. Dudu verso Raubo, murato da Antoniazzi che si prende le colpe di questo tiro
troppo semplice lasciato alla Fortitudo. Dudu, Matteus, Michelangelo, arriva Matteus, Michelangelo gli passa dietro, mancino deviato, angolo Fortitudo 6,38. Dudu dentro da Raubo, mentre abbiamo rivisto la parata di Pietrangelo sulla punizione di Michelangelo, che ora va al volo col destro. Buona la coordinazione, meno l'impatto col pallone. Viene richiamato Dudu perché ha rallentato la corsa di Ercolessi. Pietrangelo, Sutton, chiesto 1-2 ad Antoniazzi, Matteus da Raubo, sta arrivando Dudu, servito Dudu, Pietrangelo sul primo, gran parata, tiene la Kame sul +1. Dudu fuori Raubo, accomoda per Michelangelo, murato da Donin. Mentre rivediamo la parata di Pietrangelo col pallone che probabilmente sarebbe anche finito fuori, da apprezzare però il gesto tecnico dell'estremo difensore della Kame. Michelangelo isolato con Donin, 1 contro 1, scarico su Matteus, poi Dudu gira a largo e torna dal portoghese, chiesto 1-2, Michelangelo frenato e poi mancino in porta. Ha fatto tutto benissimo, ha calciato un po' meno bene e senza alcun dubbio lui la luce della Fortitudo. Sterzata ottima su Donin. Pietrangelo, palla lunga su Donin, di testa chiude Raubo, ottima la protezione, poi Bissoni ha commesso fallo, fischio di mansione, vorrebbe il cartellino Raubo, accontentato da Ottaviani che però ha ammonito Gargantini. Arriva la correzione di Mansione che revoca il cartellino a Gargantini e viene ammonito Bissoni. Ottima chiamata di Nicola Maria Mansione. Matteus dopo il fischio va direttamente in porta cercando una deviazione che non c'è. Con le mani Pietrangelo lontano, Moliterno blocca, palla lunga verso Binzaru, manca ancora la deviazione, allora Pietrangelo nuovamente con le mani, Matteus a vuoto ma Antoniazzi non la lavora bene, stavolta Moliterno va vicino da Michelangelo, pressione feroce della Kame. Michelangelo, Donin lo fronteggia, 1 contro 1, si muove Raubo, Michelangelo riesce a passare e lavorare su Binzaru, ottima giocata di Michelangelo che riesce anche a ricevere. Poi Matteus chiuso da Antoniazzi, Binzaru in out. 4,53. Antoniazzi, Donin, Gargantini mette il corpo su Matteus, Donin prova a passare da solo su Binzaru, Donin verso la porta, non inquadra lo specchio, era scappato su Binzaru.
Michelangelo lascia a Raubo, poi Matteus lungo su Binzaru che la regala alla Kame. Allora Antoniazzi da lontano, Moliterno mosso per Raubo, è scappato Gattarelli, l'ha visto e l'ha servito Raubo. Ora da Michelangelo, 1 contro 1, passa Michelangelo e va in porta, chiude Bissoni. Michelangelo forte con deviazione, altra rimessa, 4-0-6, torna Luisinho. Raubo da Michelangelo, 1 contro 1 con Donin, solito duello, Michelangelo prova a calciare, Murato, poi Bissoni ricama per Gargantini che spreca tutto provando a tornare da Bissoni, impreciso con l'esterno, possesso nuovamente per la Fortitudo, già gestito alla ricerca di Moliterno che poi scarica un pallone molto complicato da gestire a Gattarelli che lascia sfilare. Luisinho, Donin, palla in mezzo, Gattarelli non riesce a sporcarla su Gargantini. Donin di prima verso Luisinho, troppo lungo. Moliterno da Michelangelo, scarico su Tiaghigno, cambio lato Gattarelli, c'è vicino Raubo, Gattarelli col controllo così e così, e poi però con una gran palla su Tiaghigno che corre e arriva prima di Bissoni sotto gli occhi di Manzione. Niente fallo secondo il direttore di gara. Si rialza Tiaghigno, il possesso è per la Kame, 3-21. Luisinho su Gargantini che lotta con Gattarelli, mettono tutti e due il corpo, alla meglio Tiaghigno, poi Tiago Bissoni lontano mentre Gargantini reclama il comportamento illegale di Gattarelli. 3-10 Tiaghigno, Michelangelo e poi Gattarelli. Tiaghigno contro Donin, Bissoni in anticipo, la seconda palla della Fortitudo con Gattarelli d'esterno su Tiaghigno che prova a passare su Gargantini, cala meglio, allora Luisinho, sta arrivando anche Gargantini, Luisinho, secondo palo Gargantini, non arriva a chiudere il numero 96, è tanto pericolosa la Kame quando riparte, è forte anche del vantaggio grazie alle reti di Antoniazzi e Giapa. Luisinho da Pietrangelo, palla lontano verso Gargantini nella terra di nessuno, rimessa Fortitudo a 2:28 da giocare. Michelangelo, Tiaghigno, Michelangelo, si muove Dudu, rischia tanto il numero 14 che poi riesce a giocare su Gattarelli, steso da Antoniazzi. Rivediamo, Michelangelo a palla scaricata, poi va a terra. Mentre abbiamo rivisto il gol che
fin qui sta decidendo la gara, il gol di Giapa Vieira. Tiaghigno, Michelangelo riesce a trovare Matteus che fa rimbalzare, poi scaraventa addosso a Giapa dal nulla, angolo per la Fortitudo, gran lavoro di Matteus. Dudu fuori da Michelangelo col piattone, deviazione decisiva della difesa. Rivediamo, palla fuori per Michelangelo, non ha toccato Pietrangelo ma un difensore prima di lui. Dudu lascia Matteus, secondo palo, Tiaghigno perso da Luisinho, ha pareggiato la Fortitudo a 1,56 dalla fine del primo tempo col tap-in di Tiaghigno. Tiaghigno 1,56, 2-2, e torna a farsi sentire il Palalavenium. Ora Matteus in anticipo su Giapa con l'esterno verso Dudu, rimessa Fortitudo. Dudu, controfallo. Luisinho Antoniazzi da Giapa alla meglio, Matteus tenuto da Giapa che lo mette giù. Quarto fallo Kame, anzi quinto fallo appena segnalato da Manzione. Comunitierno che va a protestare con il primo fischietto della gara. Avrebbero voluto un cartellino allegato alla punizione. Tiaghigno, Matteus e poi Dudu. Matteus, Tiaghigno, la palla non è uscita, allora Dudu può giocare. Raubo incontro, lavora su Matteus, 1,25. Ha preso un po' di fiducia la Fortitudo. Raubo sulla seconda palla, prima di lui Antoniazzi, solo rimessa. Matteus, no, look da Raubo che arriva a calciare, sempre preciso Antoniazzi. Dudu, palla verso Tiaghigno, murata dalla difesa, allora Matteus la rincorre e la gioca con Moliterno. Lontanissimo da Dudu. Time out chiesto ed ottenuto da Silvio Rocia a 65 secondi dalla pausa. Sul risultato di 2-2 sceglie di fermare il tempo per mettere un po' d'ordine mister Silvio Rocia, mentre ricordo a tutti ovviamente di iscriversi ai canali, anzi al canale YouTube della divisione Calcio a 5. Ne approfitto per fare un giro anche sugli altri campi. 4-1 tra Meta Catania e Active Network.
3-1 per la Feldi sulla Global Work Capurzo, 2-2 qui, avanti di 2 la L84 sul Napoli, 0-0 tra Pirossigeno Cosenza ed Ecosi di Genzano, 1-2 la CDM Futsal sul Sandro Abate e 1-1 tra Mantova e Sala Consilina. Si torna a giocare con Pietrangelo che va vicino da Antoniazzi. Luisigno lontano su Giapa, non riesce a controllare il numero 12. 60 secondi esatti da ora e poi soltanto pausa. Matteus, Tiaghigno entra nel campo e trova Dudu, parallela Matteus, cambiolato su Tiaghigno, 1 contro 1 con Giapa, prova a passare. La palla è ancora la sua dopo la sporcatura di Giapa. Matteus forte, Giapa questa volta prima, Dudu con calma, ancora Tiaghigno, può sfidare Giapa, prova a passare poi con l'esterno a memoria da Dudu, non trovando il numero 30. Luisigno, Ercolessi orienta e gioca su Giapa, in banda Antoniazzi prova ad orientare, Tiaghigno chiude e rimedia anche una rimessa. Molitierno lontano, Raubo non può controllare, Pietrangelo da Giapa che salta altissimo, riesce a sporcarla, ma Molitierno blocca 18 secondi. Vediamo la scelta della Fortitudo di andare lontano verso Raubo, a vuoto Antoniazzi, blocca Pietrangelo che fa lo stesso verso Giapa che usa di mestiere le mani. Pallone in sfila, 5 secondi, Molitierno lungo alla ricerca di una deviazione, Luisigno ci mette il piede, 3 secondi. Sta arrivando Tiaghigno che va direttamente verso il secondo palo, Antoniazzi prima, Ercolessi poi, un solo secondo. Dudu la alza, Pietrangelo la lascia sfilare, doppio fischio degli arbitri, in archivio la prima frazione al Pala Lavenium di Pomezia e 2-2 tra Fortitudo Pomezia e Came Treviso. A tra poco per la ripresa.
Torniamo live dal Pala Lavinium di Pomezia, dove sta per riprendere la gara tra Fortitudo Pomezia e Kame Treviso, match valevole per la 29esima giornata della Serie A Quinto. Al termine dei primi 20 il risultato si è fermato sul 2-2, due volte avanti la Kame, due volte raggiunta dalla Fortitudo, che gestirà il primo pallone dell'incontro con un quintetto formato da Raubo con il pallone, poi Tiaghigno, Matteus, Michelangelo e Molitierno dall'altro lato, gli stessi che hanno dato il via al match, così come nella Fortitudo e per la Kame. Quindi sono Pietrangelo tra i pali, poi Antoniazzi, Donin, Giapa e Sutton. Si torna a giocare appunto col primo pallone gestito dalla Fortitudo, mal calibrato su Raubo. Rimessa Kame, già battuta, Donin, scarico e via alle spalle di Michelangelo, che però ha capito tutto. Allora Tiaghigno con calma mette Rammendo, Michelangelo prova a passare, messo giù dal Giapa, che ha un pensiero diverso, mentre Michelangelo chiede il giallo. Michelangelo, Matteus, scarico Raubo, Michelangelo, Raubo in mezzo, rischia un po', riesce a tenere e a duettare con il portoghese, che poi viene messo giù da Sutton, nulla secondo gli arbitri. Allora Matteus gioca tornando proprio da Michelangelo, che va verso la porta, Donin si chiude e riesce ad allontanare. Sutton si chiede scusa e va a dare spiegazioni a Matteo Ottaviani. Michelangelo, palla su Tiaghigno, lasciata lì per Michelangelo, destro violento, murato da Giapa. Matteus forte verso la porta, senza deviazione. Pietrangelo, lontano Tiaghigno prima di Sutton, poi Michelangelo la tiene sotto la suola, gioca con Matteus contro il movimento di Tiaghigno, visto e servito. Tiaghigno riesce a controllarla e a mettere anche un rammendo su Michelangelo, che torna inspiegabilmente da Tiaghigno, poi spiega tutto il palazzetto che voleva servire Matteus, impreciso anche in questa occasione. Rimessa Kame, 18:40, sempre 2-2. Donin da Sutton a memoria, Raubo raccoglie. Matteus esterno, Michelangelo, Raubo la tiene, alza su Matteus, cambio lato Tiaghigno, arriva all'aiuto di Matteus, ne approfitta Tiaghigno e cambia lato su Michelangelo, poi scarico da Matteus che può orientare e calciare sul lavorone di Tiaghigno. Tiaghigno tocca appena per Matteus, sempre potente ma sempre è ancora impreciso col destro. Pietrangelo verso Giapa, riesce a controllare il numero 12 che ha toccato per ultimo.
Moliterno alza verso Raubo, tanti errori di Moliterno stasera con i piedi. Donin alza su Giapa, anticipo di Matteus, poi Michelangelo accomoda su Moliterno, la vuole lunga Matteus, Moliterno lo cerca, Giapa prima del 26 concedendo angolo alla Fortitudo. Dodù verso Matteus con un'idea diversa dal solito, poi da Michelangelo con deviazione di Giapa, altro angolo, palla alzata, Michelangelo non calcia, prova ad assistere Raubo, ancora in precisione nella rifinitura per Michelangelo. Intanto Pietrangelo prova ad allungare su Giapa colpendo la parte alta del palazzetto. Rimessa Fortitudo con Michelangelo che va a duettare con Matteus, cerca con lo sguardo Raubo col pallone da Dudù e nuovamente dal 30 chiude Antoniazzi che lascia sfilare. Donin lascia per Raubo che brecca, poi pallone verso Dudù intercettato, Giapa verso la porta, da una parte all'altra la migliore occasione forse è sul destro di Giapa, mentre vediamo l'errore di Donin, Antoniazzi non riesce a bloccare, chiude benissimo Sutton su Dudù, poi Giapa col destro forte in angolo Moliterno. Sutton sul punto di battuta, palla verso il secondo palo, breccata, allora Dudù può spingere la transizione, la palla non era uscita come chiedeva Donin, quindi rimessa per la Fortitudo. Michelangelo, secondo palo da Matteus che anticipa Pietrangelo e può giocare Raubo col pallone che però è uscito, fischio di mansione. Luisigno alza su Gargantini, Matteus prima, Dudù poi, Michelangelo 1 contro 1 con Luisigno, cerca un pallone a metà, breccato da Sutton, poi Matilara evita che il pallone possa finire a Luisigno che era scappato alle spalle di Michelangelo. Mette da indicazioni in panchina Silvio Rocia. Nattarelli arriva prima di Gargantini e rifinisce su Matilara, può giocare ancora il numero 16 di là da Dudù, sulla orientata, Matilara con calma nel traffico, prova ad andare solo contro tutti, Matilara verso il mancino, chiuso, concede un 3 contro 3, deve tornare Matilara, Gargantini prova a girarsi, steso da Matilara, senza fallo, soltanto con un tocco sul pallone, applaudito Matilara, rimessa Kame. Sutton tocca Luisigno, va sul destro, colpito Matilara.
che rimane a terra dolorante. Movimento di Gargantini, Luisigno non vede sul secondo palo Bissoni. Allora Sutton, sfidato Matilara, Sutton in porta, colpita la schiena di Tiaghigno, provvidenziale ad opporsi al destro di Sutton. (15:44). Tiaghigno da Moliterno, la chiama Matilara, la scelta di Moliterno è ancora verso Matilara, sempre imprecisa, poi restituisce Pietrangelo, questa volta Moliterno gioca vicino. Dudu, Tiaghigno chiedono due, Dudu si gira con l'esterno, trova Matilara, arriva Tiago Bissoni forte, torna anche Gargantini senza fallo, guarda la porta e calcia. Destro largo di Gargantini. Moliterno, Dudu, Matilara, doppia suolata e pallone addosso a Gargantini. Gattarelli, Dudu, Tiaghigno 1 contro 1 con Sutton, prova a passare e poi lascia Dudu, sfidato Gargantini, passato Gargantini, destro incrociato a una spanna dal palo Dudu. Luisigno, Sutton verso Gargantini, tirato da Gattarelli, ancora niente secondo gli arbitri, stanno lasciando molto giocare su questo duello, anche nel primo tempo non se lo spiega Gargantini. Tiaghigno, Moliterno, solita uscita della Fortitudo, Moliterno ancora fuori. Andrea, Tiago Bissoni, pallone in out. Gattarelli, dietro da Moliterno, ancora sul lungo Matilara, poi viene incontro, altro errore di Moliterno, terzo consecutivo. Pietrangelo da Gargantini che si gira su Gattarelli, stavolta con un fallo. Rivediamo, si era girato bene Gargantini, tenuto da Gattarelli. Antoniazzi sul punto di battuta, 14:21. Potenziale occasione gigante per la Camel. C'è il fischio. Antoniazzi verso la porta, Moliterno si oppone col viso. Tutto ok per Francesco Moliterno, quindi si può giocare. Andre verso Antoniazzi che arriva prima di Matteus, prova a passare Antoniazzi anche prima che il pallone finisca in out.
André, lascia Luisigno che testa i riflessi di Moliterno che la toglie dall'incrocio. Si è ripreso piuttosto bene. Movimento di Gargantini cercato, non trova il pallone, applaude comunque André. Michelangelo, Tiaghigno incontro, sceglie Matteus, ora Michelangelo, si fa vedere Raubo, lo cerca Michelangelo, Gargantini poi lascia alla Fortitudo. Raubo col controfallo. Luisigno con l'esterno da Tiago Bissoni. Ancora Luisigno, Bissoni di prima, Tiaghigno a metà, guarda la porta, cerca Michelangelo, steso da Bissoni, nulla secondo gli arbitri. Allora Gargantini di là, in porta Gargantini con le mani, Moliterno tutti a protestare da Manzione. Ha rischiato tantissimo Tiago Bissoni, rivediamo Tiaghigno. Poi sul ribaltamento di campo Luisigno dall'angolo, palla verso il secondo palo, Giapa fuori. Proviamo a capire qualcosa in più. Tiaghigno cerca Michelangelo che sposta prima il pallone. Ha rischiato tantissimo Tiago Bissoni. Moliterno rischia giocando male su Dudu. Luisigno cercato Giapa, fa muro la Fortitudo. Allora Pietrangelo con deviazione, Giapa con la testa, in qualche modo in porta e di nuovo avanti per la terza volta la Kame con l'ultimo tocco decisivo di Giapa. 2-3. Gol che può fare malissimo alla Fortitudo dopo l'episodio del rigore mancato. Adesso c'è bisogno di reagire. Matteus trovato Michelangelo, c'è Raubo, visto, calcia Raubo, Pietrangelo para, è una furia Rocia, non contento di come hanno difeso i suoi. Dudu alza per Michelangelo che controlla e calcia. Rischiato blocco irregolare alla Fortitudo. Luisigno ha già giocato la Kame. Bissoni lontano con deviazione. Rimessa Kame, 12:33. Bissoni, Giapa Vieira, Luisigno la muove, Giapa la ottiene, poi André prova a passare su Dudu, fischietto in bocca per Ottaviani che poi ci ripensa. Allora Matteus non passa sul ritorno di Giapa, poi steso da Matteus, stavolta
il fischio arriva con Matteus che rischia tantissimo e viene ammonito. Adesso il Pala Lavenium è tutt'altro che contento. Terzo fallo per la Fortitudo. Luisigno alza per la corsa di André, Moliterno riesce a bloccare, poi Matteus, arriva la pressione dei Gargantini, passa Matteus, lascia Dudu, giocata su Michelangelo, sul profondo Matteus, contromovimento visto e servito, passa su Gargantini che ha commesso fallo secondo Manzione. Dudu, Michelangelo, poi Matteus, Dudu, Raubo ancora con l'esterno, il 30 dal 7, poi Matteus pressato da Gargantini, nulla secondo gli arbitri, incontro Dudu, scarico ottenuto da Raubo, poi Michelangelo, Raubo dentro al campo da Dudu. 11:20, Dudu prova a muoverla con pazienza la Fortitudo, Matteus, Dudu e poi Michelangelo, si abbassa Raubo, Dudu sceglie Matteus, arriva forte Gargantini che riesce a giocare, nulla secondo Manzione, Michelangelo e poi con la punta del piede Tiago Bissoni. Michelangelo 1 contro 1 con Luisigno che si guarda alle spalle, non c'è nessuno a portare blocco, allora è 1 contro 1, prova a passare Michelangelo, deviazione, Raubo in qualche modo, Antoniazzi lontano, reclamano un fallo di mano, intanto Tiaghigno può sfidare André, sposta e va da Michelangelo, sempre isolato, passa Michelangelo, raddoppio di Giapa, rischia di perderla Antoniazzi da Luisigno, 2 contro 1, Luisigno fino in fondo, Luisigno sterza, passa su Tiaghigno, Luisigno, poi Tiaghigno provvidenziale con la chiusura, può anche spingere la transizione il numero 10, Tiaghigno messo giù, fallo di Giapa che è stato ammonito. Ammonito il numero 12 per il fallo commesso su Tiaghigno. Michelangelo direttamente in porta, Giapa a murare. Matteus, Michelangelo da Raubo, la tiene bene, scarico su Matteus, tentativo docile per Pietrangelo che blocca e fa ripartire Sutton, almeno ci prova. Tiaghigno, parallela per Michelangelo
la palla rimane lì. Gattarelli vorrebbe calciare, ma c'è il fallo fischiato in precedenza con altro cartellino, stavolta per Sutton. E Giapa che fa la voce grossa ad Ottaviani. Dudu lascia Michelangelo, Diaghigno tocca appena, Michelangelo può riprovare, poi serve Raubo, apre per Dudu, secondo palo non arriva Diaghigno, a centimetri dal gol del pareggio la Fortitudo. Pietrangelo lontano su Giapa, con la testa prova ad accomodare a Sutton, torna Diaghigno, 9:37. Mentre ha pareggiato il Capurzo, che ha raggiunto la Feldi sul 4-4. Sutton forte verso la porta, Moliterno si oppone. Antoniazzi, stessa soluzione, non arriva André. Moliterno da Michelangelo, vicino Diaghigno, poi va sulla parallela, accontentato il 10 che deve girarsi e scappare su Sutton, passa Diaghigno, Giapa lo stende, altro fallo commesso da Giapa che è già ammonito. Non c'è la seconda ammonizione, ma c'è il quinto fallo per la Came. (9:17). Adesso la Came avanti 2-3, deve difendere senza commettere fallo, che sono già 5. Mentre abbiamo rivisto il gol rocambolesco messo a segno dalla Came. Michelangelo da Diaghigno, finta isolata, prova ad andare in porta, chiuso Antoniazzi, può ripartire la Came. Antoniazzi da André, forte verso la porta, non la tiene Moliterno, poi con tanta freddezza Michelangelo, anche un po' di fortuna, riesce ad accompagnare il pallone sul petto di Moliterno. Non so quanto voluta la giocata di Michelangelo, comunque efficace. Antoniazzi in anticipo su Michelangelo, il campo è finito, 8:47. Matteus, Michelangelo, Diaghigno, sfidato Sutton, chiama il movimento a Michelangelo e poi sceglie Matteus, sfidato Gargantini. Matteus cerca una palla per Matilara, difficile, allora André passa
secondo palo Gargantini, André, 2 volte Moliterno salva la Fortitudo. Intanto è finita ad Avellino, ha pareggiato 2-2 la Sandro Abate con la CDM. Pietrangelo verso la porta, pallone alto, Moliterno Matilara, Raubo col corpo su Antoniazzi, Matteus Michelangelo, Raubo parallela, Antoniazzi col petto, ha pareggiato anche le Cositi a Cosenza. Michelangelo, finita anche a Catania, 6-1 per gli uomini di Quarra sull'Active. Contromovimento di Raubo, Dudu sceglie Matteus, poi Michelangelo, vicino Matteus, Raubo al muro con Dudu, arriva Michelangelo, alle spalle della difesa c'è Dudu, contromovimento servito addosso e cambio lato su Matteus, sempre accoppiato con Gargantini, di nuovo da Michelangelo che prova ad andare sul secondo palo, Antoniazzi chiude bene. Sette minuti e 4 secondi, 2-3 in favore della Came. Matteus su Michelangelo, Raubo lascia il campo, Matteus che sceglie Dudu e non va da solo, Dudu va da solo, riesce a servire, Raubo in area, Antoniazzi provvidenziale, poi Pietrangelo con Nolucca da Gargantini, controlla Gargantini, calcia centrale, si oppone Moliterno, Sutton sulla seconda palla, secondo palo Gargantini, l'ha messa in porta Gargantini, doppio vantaggio per la Came a 6-27, 2-4. È scappato Gargantini, è riuscito a calciare, seconda palla raccolta e lavorata da Sutton, secondo palo, ha messo soltanto il corpo, gol di Matteo Gargantini per il 2-4 in favore della Came. Adesso c'è una sola opzione per Stefano Esposito, ovvero portiere di movimento. Con Dudu pronto in maglia verde. Tiaghigno muove su Matteus, Dudu in angolo, Raubo, rotazione per la Fortitudo, aiuto di Tiaghigno su Michelangelo che sceglie di girare con calma, Matteus, Dudu, ancora Matteus, taglio di Dudu, poi Michelangelo verso la porta, Pietrangelo si oppone, la porta è vuota, Luisinho col destro ha messo in porta il gol del 2-5. È notte fonda a Pomezia per la Fortitudo, sotto di 3 gol, Luisinho esulta.
sul destro di Michelangelo, si è opposto bene Pietrangelo e poi Luisinho con un destro facile e con la porta vuota. Kame sul 5-2, intanto Tiaghigno prova ad andare da solo, palla in out, 5:41 da giocare, sono 3 i gol ora da recuperare. Dagli altri campi è finita anche a Cosenza, ha vinto la Pirossigeno 2-1 sull'Eco City. Michelangelo, Tiaghigno incontro Raubo, altro pallone perso, Antoniazzi porta sempre vuota, Antoniazzi ci ripensa e poi va in porta, Michelangelo si oppone, torna in porta Moliterno e torna in campo Ercolessi. Pietrangelo lontano, Matteus con la testa, rimessa Kame, di nuovo avanti il Mantova sul Sala Consilina, 4-3, palla in out non gestita da Antoniazzi, allora ferma il tempo la Fortitudo. A 5:04 da giocare, sono 3 i gol da recuperare. Dagli altri campi è finita, come vi dicevo, a Catania, ha vinto 6-1 la squadra di Quarra sull'Active, è finita a Cosenza 2-1 sull'Eco City, Sandro Abate 2, CDM 2, finita anche ad Avellino, si gioca ancora ad Eboli 4-4 tra Feldi e Capurzo, a Napoli con la L84 avanti 2-0, qui ovviamente dove la Fortitudo deve rincorrere, sta perdendo 5-2. Ultimo campo Mantova, dove la squadra di casa sta battendo il Sala Consilina 4-3, risultati che ovviamente non sorridono alla Fortitudo. Che finisse così si troverebbe a 29 punti ancora, con il Capurzo avanti di una distanza, ma soprattutto col Mantova a -2. L'ultima partita non è certo una passeggiata sul campo della L84, ma c'è ancora tempo qui a Pomezia. 4:50, Michelangelo, Tiaghigno, Matteus, Tiaghigno, ancora nascosto Raubo, Matteus sceglie Dudu, poi Michelangelo, in mezzo Tiaghigno, Matteus va verso la porta, Pietrangelo para e poi sceglie di andare direttamente verso la porta. Murato è rimpallato da Raubo, angolo per la Fortitudo. Dudu, Matteus, dopo lo scambio con Tiaghigno, ancora Michelangelo, Matteus, sta arrivando Michelangelo, scelto ancora il 26, ora da Michelangelo, forte secondo palo, murato da André, Dudu, con calma la Fortitudo, ma di tempo non ce n'è tantissimo, 4 da ora, Matteus, Michelangelo, Raubo a muro, spazi chiusi, allora Michelangelo prova a passare da solo col destro, chiuso, stanchissimo Michelangelo, probabilmente crampi per il 14. Raubo si gira e prova a fare tutto da solo, Antoniazzi la allunga soltanto. Tiaghigno, Matteus, Raubo in angolo, Tiaghigno in mezzo Matilara, intercetta Bissoni,
deve tornare indietro Dudu. È finita deboli, 4-4 tra Feldi e Capurzo. E è finita anche a Mantova, ha vinto il Mantova 4-3 sul Sala Consilina, risultati che, come dicevo, non sorridono alla Fortitudo. Tiaghigno, Matteus, Dudu, Matteus, Dudu, palla in angolo, ancora Dudu, scarico su Raubo, Dudu da Raubo, finge di andare in angolo, sceglie ancora Dudu, sempre Raubo, ora in angolo da Matilara, alza la testa, torna dal 7, si chiudono gli spazi, allora Matteus con calma verso la porta, doppia deviazione, Luisinho in qualche modo, pallone che scivola verso il fondo, 2:16 da giocare. Tiaghigno da Matteus, arriva all'aiuto di Raubo, si sceglie Matilara con la punta forte sull'esterno della rete, poi Pietrangelo sullo scatto di Antoniazzi chiude Matteus, 4 contro 3 perché sta tornando Antoniazzi, Matilara si addormenta, allora Luisinho mette in porta il gol che vale molto probabilmente la salvezza della Kame. (1:54), 2-6, rincuorato Matilara, ma il gol di Luisinho è importantissimo per i destini di queste due squadre, per il finale di stagione di queste due squadre. La Kame a 1:45 dalla salvezza diretta, Fortitudo ad 1:45 da un finale thriller. Dudu, Matteus verso la porta, ancora fuori, senza deviazione, possesso Kame. Pietrangelo da Donin, cercato secondo palo Antoniazzi, scaraventa fuori Matteus. Donin, Ercolessi con molta calma, Bissoni ancora ad Ercolessi, palla alzata verso Donin che riesce ad impennarla e anche a giocarla sul ritorno di Matilara, è lui l'ultimo a toccare. Tiaghigno, Matteus, Dudu, Raubo, ancora Matteus, Tiaghigno la muove, Matteus da Raubo, pressione di Ercolessi e poi Matteus ancora verso la porta col mancino, non inquadra lo specchio. Uno sfinito Dudu lascia il campo a Moliterno, mentre Matteus se la fa portare via da Antoniazzi. Allora Ercolessi, Andre con la punta in porta, Moliterno angolo Kame contro movimento di Ercolessi che scheggia la traversa a 31 secondi dalla fine. Gattarelli da Lusnig, Binzaru, Gattarelli, Matilara, Binzaru, Lusnig, prova a girarsi, va in porta Lusnig, deviazione, Gattarelli forte, Pietrangelo deve ancora parare, 8 secondi dalla fine, Matilara muove su Lusnig, in porta, Pietrangelo non la tiene, Binzaru, ancora Pietrangelo a dire no, un secondo
Palla fuori, Gattarelli ferma il pallone, titoli di coda, la Kame passa a Pomezia, vince 6-2 e centra la salvezza diretta per la Fortitudo. È tutt'altro che finita la stagione, c'è un finale ancora da scrivere, ma ci deve mettere tanto impegno perché si è complicata e non poco la strada della Fortitudo.